74esima cavalcata sarda a Sassari, panoramica programma. Hai mai sognato di immergerti nel cuore pulsante della tradizione sarda? Preparatevi a un'esperienza indimenticabile. La 74esima cavalcata sarda trasformerà Sassari in un vibrante palcoscenico a cielo aperto dal 12 al 18 maggio, celebrando la bellezza senza tempo. Quest'anno l'edizione è più lunga, articolata e diffusa, portando la città al centro della scena isolana e richiamando visitatori da tutta la Sardegna e oltre. L'apertura ufficiale è fissata per lunedì 12 maggio alle 18:30 con l'inaugurazione della mostra Bellezza senza tempo. Gli scatti di Salvatore Marras delle prime edizioni della cavalcata. Questa affascinante esposizione, curata dal settore cultura del comune in collaborazione con l'archivio storico e la biblioteca comunale, sarà visitabile a Palazzo Ducale fino al 20 maggio. Ad arricchire l'inaugurazione ci saranno gli allievi della Scuola Civica di Musica. Durante la settimana, il cuore della città ottocentesca diventerà un villaggio folk diffuso. Palazzo di Città e Piazza Santa Caterina ospiteranno spettacoli e concerti. Mercoledì 14 maggio potrete assistere a SOS Mannos de su Passado, su cantù a chitarra con cantadores tradizionali. Giovedì 15 maggio l'attesa cresce con l'evento Aspettando la cavalcata sarda che vedrà esibizioni di vari gruppi locali. Il culmine musicale sarà venerdì 16 maggio in Piazza d'Italia con lo spettacolo Non fermiamo la tradizione che vedrà la partecipazione di artisti come Ambra Pintore, Miera, Bertas, Beppe Dettori e B-Brothers. Sabato 17 e domenica 18 maggio, sempre in Piazza d'Italia, si alterneranno oltre 70 gruppi e artisti per serate dedicate a canti e balli tradizionali sardi. Al termine di queste serate, spazio al coinvolgente su Ballo Tundu in piazza, aperto a tutti. Il momento centrale, che lascia senza fiato, sarà domenica 18 maggio con la storica sfilata. Prenderà il via alle 9 da via Sproni, snodandosi su via Roma per concludersi in Piazza d'Italia. Il corteo sarà maestosamente guidato dalla Polizia Municipale, bande musicali, carabinieri a cavallo in alta uniforme, il gonfalone cittadino, il gremio dei massai e i tamburini. A sfilare saranno 60 gruppi folk provenienti da tutte le regioni storiche della Sardegna. Tra i momenti più suggestivi, l'esibizione della fisarmonicista Inoria Bande in apertura. A intervallare i gruppi folk, sfileranno 7 gruppi di maschere tradizionali, tra cui i noti Turpos di Orotelli, i Mamuzzones di Samugheo, i Boes e Merdules di Ottana, e i Mamutones e i Soadores di Mamoiada. La tradizione equestre sarà rappresentata da 22 gruppi di cavalieri con oltre 220 cavalli, oltre a 5 coppie a cavallo. Al termine della sfilata, un gesto dal profondo significato, i rappresentanti dei vari territori insceneranno il tradizionale Ballo Tundu simbolico per la pace. In adesione all'Anno internazionale della pace e della fiducia proclamato dall'ONU per il 2025. Nel pomeriggio di domenica, l'emozione continua all'Ippodromo Pinna con lo spettacolo delle pariglie equestri. Dalle 16, cavalieri e cavallerizze provenienti da diverse località daranno prova della loro abilità. E per deliziare il palato? Da mercoledì 14 fino a domenica 18 maggio, Piazza Castello ospiterà la 6ª edizione della Sardinia Food Parade. Sarà un'occasione imperdibile per degustare prodotti tipici in stile street food e scoprire le birre artigianali dei maggiori birrifici sardi. Inoltre, lungo Piazza d'Armi, via Asproni e Corso Cossiga, troverete 251 stalli dedicati a prodotti non alimentari, cibo e bevande. La 74esima cavalcata sarda è pronta a trasformare Sassari in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove il folklore, la musica, il cibo e l'identità si intrecciano in una celebrazione collettiva dal respiro sempre più ampio. Quale aspetto di questa straordinaria celebrazione del folklore sardo ti affascina di più?